E dunque siamo partiti con il primato della manifestazione ambizioso 2:10:78 di Francesca Segat. Francesca Segat, la veneta che stabilì nel 2009 a Istanbul anche il primato italiano di questa gara 2:06:21. Tempo difficilissimo da raggiungere per le atlete in vasca. Intanto Klinar su tutte 29:52 per lei di passaggio. Casarotto Marraffa in seconda e terza posizione. Anja Klinar ha conquistato 3 medaglie a Mersin agli ultimi Giochi del Mediterraneo. Nell'edizione precedente era stata la vincitrice, o per la precisione ad Almeria nel 2005 aveva vinto la prova dei 400 misti, è stata anche medagliata europea individuale sempre nei 400 misti. In vasca da 50 metri si parla di Madrid, edizione 2004 dei campionati europei. 1:03:87 per Anja Klinar, Marraffa e Lucchese che inseguono distanziate di più di 3 secondi e dunque una Klinar che già prenota la vittoria. Dovrebbe rientrare ora la Casarotto dalla terza corsia. Casarotto classe 1998. Ha vinto i campionati giovanili nella rana 50 e 100 e bronzo nei 200. Casarotto che risale in seconda posizione dalla terza corsia con Anja Klinar ancora davanti. Siamo alle due vasche finali a stile libero. Klinar che vira i 150, 1:43:07. La Casarotto in seconda posizione vira in questo momento e poi la Andreetta è rientrata in terza posizione. E dunque senza avversario in questa gara, l'attacco al primato del meeting 2:10:78 che sfuma, è comunque vittoria. Anja Klinar 2:13:67 to 13.67 for Anja Klinar, the winner of this event. Casarotto 2:20:21 per la seconda posizione e poi Vanessa Andreetta per il terzo posto 2:20:95. Risultati sempre ufficiosi.